Eccolo il nuovo Venezia 2013-2014 in pre-ritiro a Mogliano, in attesa di partire sabato per la Carnia, dove sosterrà la preparazione in vista del campionato Lega Pro, prima divisione. Tutti pronti per la nuova avventura al comando del nuovo mister Alessandro Dal Canto, che ambisce a forgiare una squadra a dir poco spettacolare. Stiamo provando a vedere, insomma, di poter provare a costruire una squadra per giocare qui tre davanti, poi non è condizione imprescindibile, quindi se vedo che per caratteristiche poi si sposa meglio qualcos'altro si cambia, non è un problema. Molti volti nuovi, tanti giocatori promossi dalle giovanili, altri arrivati da Juventus, Cagliari e Padova. Il mercato del Venezia però è tutt'altro che chiuso. In questo momento qua dobbiamo completare forse qualcosina dietro e in mezzo, ecco. Però come ti dicevo prima si può fare anche in corso d'opera vedendo prima cosa abbiamo a disposizione, dove è meglio intervenire e soprattutto sulla qualità. Anche perché la parola d'ordine della società è chiara: occhio al bilancio, soprattutto per un club come il Venezia, reduce da 2 promozioni consecutive, chiamato ora a strutturarsi. C'è la necessità e l'obbligo di dover ragionare in questo senso e naturalmente senza trascurare l'aspetto sportivo, che poi è il core business dell'azienda, e quindi però più tu riesci a produrre ricavi e abbassare i costi, più poi hai disponibilità per cercare di portare i migliori giocatori in laguna, insomma. Per i tifosi una piccola doccia fredda. La squadra giocherà le partite casalinghe a Portogruaro, almeno fino a fine ottobre. Un esilio un po' più lungo di quanto ci si potesse aspettare, in attesa che siano completati gli interventi per rendere agibile il vecchio impianto di Sant'Elena. Nessun timore, dice la nuova dirigenza, lo stadio Mecchia ci ha già portato bene ed il riferimento è alla finalissima playoff dello scorso giugno contro il Monza, con la vittoria che ha riportato il club nella ex Serie C1.